Va ora in onda la rassegna stampa. Stavo pensando se potrebbe essere uno sponsor interessante questo, eh? La mia rassegna stampa è sponsorizzata da Pasta Anticomunista. Non sta male questo, dai, dai. Voi che mi state guardando in radiovisione, chiaramente, voi poveretti che mi sentite soltanto in radio. No, sto inquadrando un gadget dei tanti che hanno distribuito a Pontida ultimamente ed è proprio una confezione di pasta asciutta, pasta spaghetti con scritto Pasta Anticomunista. Chiaramente il marchietto Lega Salvini Premier, ma soprattutto tutto originale, non è che dici sì, ci hanno messo sopra un adesivo eccetera, tutta roba originale, addirittura ricavata da una confezione della Conad, e devo capire come cavolo abbiano fatto e comunque ringraziamo la Lega Toscana di questo gadget che purtroppo non ha funzionato perché in Toscana ha vinto ancora la sinistra. Ma mettimi una base, dai Simone, buongiorno, una bella base che pompa pompa pompa. E io intanto do il buongiorno ai nostri ascoltatori inquadrando il sito di Radio Libertà, perché ieri abbiamo intervistato Luca Zaia e cavolo, e ha detto una frasettina bella bella: gli immigrati onesti sono più incazzati di noi. E qui vogliamo veramente fare un applauso ai tanti immigrati di ogni nazione, neri, bianchi, cinesi, romani, chiaramente, anche voi romani che lavorate qui a Radio Libertà, pugliesi, pescatori che venite nei nostri studi a far finta di fare regia e poi in realtà giochicchiate, bevete, mangiate. Scherzo, questi sono qui da prima delle 7, ragazzi miei. Stanno richiedendo il panettone di Natale. Io continuo a dire ci dobbiamo arrivare a mangiare il panettone, non si sa mai. Sai che questa radio un giorno c'è, un giorno non c'è più. Eravamo anche in TV, non ci siamo più in TV perché mancano questi frinfron, i piccioli, i soldi, i danè. E allora l'appello figlio d'Apollo arriva anche attraverso il sito di Radio Libertà, radiolibertà.net, dove ci sono le interviste che non vi aspettate. Appunto ieri Alessandra Mori ha intervistato Luca Zaia, i commenti che non vi aspettate, Mamdani sindaco di New York e gli ayatollah esultano con Giulio Cainarca. Ci sono i giornali visti da Sammy Varin, che sono io, cucù, e faccio una selezione particolare degli articoli secondo me più interessanti del giorno e li pubblico sul sito di Radio Libertà. Ma soprattutto c'è la possibilità di aiutare Radio Libertà. Guarda cosa faccio, clicco su abbonati. Che abbonati vuol dire tutto, vuol dire niente, cioè potete decidere con la carta di credito se fare un abbonamento con una donazione che arriva ogni mese, una donazione di 5, 6, 7, 8 euro, quello che volete, o semplicemente farci una donazione una volta, in quella volta nella vita, che non avete mai aiutato una radio libera, mai pensata a questa cosa, una radio che non ha sovvenzioni assolutamente dallo Stato, e infatti stiamo morendo di fame, e che conta su di voi perché diciamo cose che gli altri non dicono. Fateci un giro, sito di Radio Libertà, ma ancora meglio signori, voi che andate in posta quasi ogni mattina, avete sta mania che è una deviazione anche mentale, capisci? Così comodo adesso fare tutto col telefonino, va bene, andate in posta, fate la coda col solito marocchino che anche oggi vi guarda e prendete il modulo dei conti correnti e ci scrivete 3767 12 94 3767 1294 e lo intestate a Radio Libertà Milano con la causale del versamento contributo volontario, e qui davvero la cifra
è quella che volete, anche soltanto 5 euro per dire: Sammy Varin, quella mattina ti ho sentito, mi piacevi, adesso non mi piaci più, ma mi piacevi quel giorno, e allora 5 euro per te. Se poi ci fate avere anche qualche panettone qua nella sede di Radio Libertà a Milano, via Bellerio 41, noi chiaramente vi saremo grati per tutta la vita. Qui i registi richiedono panettoni al pistacchio, perché c'è anche questa deviazione del pistacchio. Ce l'ho qui il pistacchio, vieni, una pistacchiata di quelle, guarda. Buongiorno alla Sammy Varin, avete capito che questa non è una rassegna stampa seria, semmai si è chiamata rassegna stampa da quando non la conduce più Giulio Cainarca, che è passato a miglior vita dopo le 10, lo ascoltate ogni mattina, e in mano a Sammy Varin è diventato un oggetto strano. Ci sono gruppi d'ascolto, ma non soltanto di destra, ragazzi, ma anche di sinistra. E io ho appena, scusa, adesso inquadrami con la telecamera, io ho appena pubblicizzato la pasta anticomunista, ce l'ho qua in mano, sentite il rumore? Ho un pacchetto in mano di pasta anticomunista. Eppure c'è un fracco di gente di sinistra che ascolta questa radio, che ascolta Sammy Varin e schiaccia anche il tastino condividi su Facebook o la spedisce via WhatsApp ad amici, parenti, sempre comunisti. Chissà perché. Sarà forse perché io quasi ogni mattina inizio codesta rassegna stampa con il nostro quotidiano di riferimento, che è proprio Il Manifesto. Eccolo qua, signori. Il Manifesto di quest'oggi mette in pagina la polemica del giorno, potremmo così dire. Noi l'abbiamo anticipata perché ce lo abbiamo sempre molto duro, certamente, e quindi politicamente, e quindi siamo avanti. Bossi diceva cose e noi stessi qui in Bellerio ci guardavamo dicendo: oh, che cazzo ha detto? E poi ci aveva ragione, le prevedeva non di anni ma a volte di decenni. Il Manifesto ci è arrivato e mette in pagina la mala educazione. E chi c'è che fa la mala educazione? Ma naturalmente il ministro Valditara, che noi abbiamo intervistato l'altro giorno, tanto per vietati alle medie, anzi no, ma serve il permesso dei genitori. Sulle ore dedicate alla sessualità la destra va in tilt e il ministro Valditara, bersagliato alla Camera dalle critiche, perde le staffe. Vergogna, sfruttate i femminicidi e va via. Le opposizioni si scusi o blocchiamo tutto. E le opposizioni possono fare solo questo: bloccare tutto o chiedere che la Premier venga a riferire in Parlamento. Ormai l'abbiamo capita sta cosa, non hanno altre idee purtroppo. Certo, l'idea delle opposizioni era di far venire il travone in classe, certo, far capire ai vostri figli che possono cambiare sesso dalla mattina alla sera, che si possono vestire da donna tranquillamente, ma sì, va bene vestirsi da donna, però devi essere una donna. Se sei un uomo non è che devi fare l'omaccione per forza, ragazzi, un orecchino ma anche due. Pucciarelli, Docet, cioè c'era anche Simone l'orecchino, ma te lo puoi mettere anche al naso o da altre parti, io non vado a controllare. L'importante è non rompere le balle agli altri, capisci? L'importante è non fare la checca. Cioè io vengo da te e dico: oh, ciao, e ti tocco il culo, capito? Ecco come sta facendo Simone 2, appunto. Abbiamo dei registi checcosi, questa, ma è una protesta perché aspettano il panettone, che è una protesta orribile. Quindi io invito gli ascoltatori al più presto: c'è qualcuno che ci porta 2 panettoni? Perché i registi checcosi la mattina per me sono veramente pericolosi. Guarda che c'è qua la pasta anticomunista e via la pasta anticomunista. Mi sono perso. Sì, stavo dicendo che questi vogliono i travoni in classe per insegnare ai vostri figli che è bello cambiare sesso, che è bello farlo strano, che è bello. Io non so dove stia la verità, sta nel mezzo, non ci devono essere queste esasperazioni. Il fatto di chiedere il consenso ai genitori mi sembra una cosa intelligente, che almeno i genitori, semmai sono ancora genitori, perché adesso i miei figli sono figli del telefonino,
e non parlano più con il padre, con la madre, parlano con l'intelligenza artificiale. Provateci, vi vengo a prendere a scuola. La cosa peggiore che puoi fare a tuo figlio è dire ti vengo a prendere a scuola. Sì, ti vengo a prendere, ma devi stare lontano 1 chilometro dalla scuola, no? Non ti devi fare. Io invece mi faccio vedere. Ah, quello è lo sgarbo più grave che puoi fare, anche perché qualcuno mi conosce. Mi hanno detto che c'è la faccia di Sammy Varin, questa non la sapete, cari registi, che così. C'è la faccia di Sammy Varin su alcuni screensaver delle scuole superiori. Cosa ti devo dire? Ma vabbè, e non si sa chi l'abbia messa, no? Immagini, vado io di notte. È una roba, mi ha frustrato questa cosa, perché però è una foto carina, l'aveva messa in pagina il Fatto Quotidiano anni fa e sono su abbastanza bene. Vabbè, cosa facciamo di bello? Ah, facciamo la rassegna stampa, sì. Non ho ricordato che potete entrare in onda con me, ragazzi, perché questa è una radio ancora libera, è per quello che vi chiediamo un sostegno economico o anche un panettone per i registi che così. Qui potete ancora dire quello che volete inviando WhatsApp al 3406709 659, lo ripeto, 3406709 659, in qualunque momento, anche adesso, per dire Sammy Varin quanto sei scemo, ma va benissimo, perché io vi attiro, picciu, cerco di corrompervi facendo il simpaticone, per poi infondere in voi il verbo della Lega, del centrodestra. Vedi che sono anche sincero, sto scherzando, ma ti sembro il tipo, ma per favore, ma non dire cacchiate, semplicemente vi avvicino alla politica, perché ormai ne abbiamo piene tutte le scatole della politica. Il fatto che ci sia qualcuno che ancora crede che esista una buona politica, boccalone di un Sammy Varin, attira l'attenzione. Proprio per questo questa rassegna stampa effettivamente si staglia dalle altre trasmissioni. Mi state guardando come per dire non stai facendo un cazzo, non la fai oggi la rassegna stampa. Bene, allora io vado immediatamente dopo il manifesto, il nostro quotidiano di riferimento. Non andrò sul Secolo d'Italia per protesta, perché dicono appunto che siamo di destra, ma la Lega non è mai stata di destra e noi vi parliamo da via Bellerio, signori, dove c'è il fortino della Lega. Vado sull'Unità, tanto così per, e l'Unità di spalla, oltre al solito, e solito è brutto da dire, al solito naufragio, 42 morti al largo della Libia, 6 giorni alla deriva lasciati senza soccorsi, e noi che li facciamo ancora partire in mano a questi trafficanti di ragazzi, bambini, donne. Le critiche a Ellis Line, certo di spalla, ma avere un programma di sinistra è prova di estremismo, dice Piero Sansonetti, che è il direttore del quotidiano L'Unità. E questa è la prima domanda che vi faccio, cari ragazzi. Ma il programma di Ellis Line è di sinistra? È di molta sinistra. È questa la differenza. E lo stesso Partito Democratico è un po' in subbuglio per questa cosa. Eh sì, è spunta a sinistra dal monte. È un po' troppo sinistro il programma della Slime patrimoniale. E quindi 3406709 ditemi la vostra. Questa è la domanda che si pone oggi il quotidiano L'Unità e che è lo specchio di una domandona che si fanno tutti coloro che votano a sinistra. In taglio alto Di Pietro per il sì, e lo salutiamo, Antonino Di Pietro, ex PM ma anche avvocato e imputato. Sulla riforma parlo io. Oggi Di Pietro intervistato dall'Unità e vota sì al referendum per cambiare in meglio la giustizia. Delirio sicurezza, signori, e parlano di noi. La Lega stretta su manifestazioni e ragazzini migranti. A noi stanno sempre sulle palle. I ragazzini migranti, guarda, non ne posso più dire. Ma per favore, ma smettetela l'Unità, dai. Comunque a pagina 3 c'è Molinari. Giravolta a destra e Conte alla fine tornò Giuseppi, perché Conte torna
a noi, vicino a noi, e comincia effettivamente ad avvicinarsi in maniera pericolosa al centrodestra. Questo è interessante, la titolazione del quotidiano L'Unità. Siccome mi state simpatici, oggi vado anche sul Mattino di Napoli. Perché? Perché se la prende ancora una volta con noi e scoppia di nuovo la diatriba tra nord e sud. Allora, titolo principale: a sinistra, Arianna Meloni a Napoli, la campagna volti pagina, basta con le mancette. Ma attenzione, a destra, il secondo titolo principale sul Mattino di Napoli è autonomia, Fico e il PD all'attacco, Calderoli accelera per danneggiare il Sud. Ma avete capito bene? Cioè, a parte che l'autonomia la stiamo aspettando da decenni, a parte che i primi decreti attuativi per l'autonomia sono arrivati per sostenere Roma Capitale, e ancora qualche settimana fa abbiamo dato più poteri a Roma Capitale, che non mi pare vicino a Bolzano, signori, ma che Calderoli acceleri per danneggiare il Sud, ma io ci vomito sopra, ragazzi, sul Mattino di Napoli, in senso metaforico, chiaramente, non voglio offendere nessuno dei colleghi giornalisti, ci sono colleghi giornalisti al Mattino, o scrive soltanto qualche politicante? Dai, scherzo, ci mancherebbe, comunque non si danneggia il Sud con l'autonomia, Mattino, al massimo si danneggia il Nord, perché stiamo facendo tanto e troppo per il Sud, e questo te lo dice chiaramente un secessionista ufficiale. Si scherza, certo, ma solo perché sono a caccia di bei WhatsApp e vi voglio far scaldare. Scaldati un po', che c'è Radio Libertà. Parlo con te, automobilista, che mi hai acceso sulla radio DAB, ti terrò compagnia ovunque tu vada, perché la nostra radio, utilizzando la banda DAB della vostra autoradio, è nazionale, ovvero si sente in tutta Italia. Ditelo a parenti o amici, chi magari ha il camion, eccetera. Al posto di schiacciare FM, schiacciate DAB e poi cercate Radio Libertà. Siamo in ordine alfabetico praticamente, e scoprite che si sente in tutta Italia. È una figata. Il problema è che lo sanno pochi, perché tutti accendono la solita banda FM con le solite radio. Che noia. Siamo diversi e ci piace. A proposito di diversità, signori, andiamo sul quotidiano Libero. Perché? Perché sono sempre a caccia, gli amici pidini sono a caccia di musulmani. Sì, perché? Oddio, sono diventati razzisti? No, sono a caccia di musulmani per fargli fare il sindaco. E certo, pioggia di bufale su Val di Tara, titolo in rosso in taglio alto, sesso, bugie e propaganda, e si parla del caos alla Camera sulla legge che blocca le lezioni di gender a scuola. Se gli togli i travoni, come si incazzano quelli di sinistra. Scontro col ministro Valditara sui corsi antifemminicidi introdotti da questo governo e che non c'entrano con la norma, ok? Cioè, hanno detto che se non fai venire gay, transgender e gente strana in classe, aumentano i femminicidi. Tacciamo di infinite cose, ma in centro pagina su Libero la notizia principale è ancora per lei, ragazzi. Vi stiamo facendo una pubblicità paurosa. Qui sono un po' dibattuto, mi dovete dire anche voi, ma secondo voi va bene continuare a parlare di questi nuovi personaggi della sinistra? Sì, poi li sbeffeggiamo, però forse non sarebbe meglio non parlarne neanche? 3406709659 per la serie caccia al musulmano da far diventare sindaco. Lo so, qui ne abbiamo di esempi, ragazzi. Ci sono dei personaggi anche in Bellerio stupendi, però questa è gente doc, è gente lega,
cioè qui no, mica, non li prendono a fare il sindaco se non hai la faccia un po' scura, abbronzata, come diceva un tempo Calderoli, se non professi qualche religione appunto che derivi da quella musulmana, poi si litigano anche tra di loro, lo sappiamo, per quello che non si è firmato nulla con lo Stato, perché poi tra di loro non vanno d'accordo. Non puoi fare il sindaco. In centro pagina su Libero, la 23enne voluta da Elli alla vicepresidenza della Toscana. Tutte le follie della Mamdani italiana. E c'è questa giovane ragazza che è diventata vicepresidente della regione Toscana senza fare niente. Mi pare che abbia distribuito sì, quelli che si mettono dentro quando hai le tue cose, avete capito, proprio così. Però ne parliamo tra poco, ragazzi, sono cose troppo serie per essere discusse così all'improvviso. Siamo sempre in prima pagina sul Libero. Sgomberi lampo e velo vietato, la Lega lancia la legge anti-Islam radicale. Roba buona, signori. Oggi ne parlano tutti i quotidiani, anche quelli di sinistra, signori. Domani c'è il No Meloni Day, cavolo, domani venerdì chiaramente, la mobilitazione per il No Meloni Day, ma c'è anche la Verdini su Libero e su molti altri quotidiani. C'è anche sul Corriere questo richiamo con il nostro, chi è? Gramellini, aspetta che te lo vado subito a controllare, perché l'ho letto per primo il Corriere e mi chiedevo cosa volesse dire. Sì, è il caffè di Massimo Gramellini sul Corriere, in prima pagina. Francesca Verdini, c'est moi. Quindi sono io, Francesca Verdini, sei tu, siamo noi, Francesca Verdini. E come lo mette Massimo Gramellini non si capisce assolutamente che cosa è successo, e infatti per saperne di più sono andato sul Libero, perché a Gramellini, e almeno spiegami, ragazzi, è uno che te vuol leggere, non capisci di che parli, a Gramellini. Fatto sta, cosa è successo? È successo quello che succede a gran parte di chi scrive sui social. Scrivi una cosa e poi ti attaccano, te ne dicono di tutti i colori, ma insulti anche pesanti, capito? E i social sono diventati veramente un gabinetto, ma non quelli belli, perché sono anche i bei gabinetti, quelli, sai, dove si scrivono le parolacce sui muri, il numero di telefono dei registi che cosi, tutte queste cose. Ci sono ancora, per fortuna sempre meno, questi gabinetti, che sono dei veri e propri cessi. Bene, alla Verdini è successa la stessa cosa e a un certo punto, quasi scusandosi, ha detto qualcosa sul suo profilo Instagram, perché non è pensabile che te ne scrivano di tutti i colori solo perché in questo caso sei la fidanzata di Matteo Salvini. E chiaro, noi ci abbiamo fatto l'abitudine, ma questo succede anche a noi, e quando mi inviate WhatsApp al 340 6709 659, molte volte siete belli pesanti, belli duri, ma abbiamo le spalle larghe. Però a volte la domanda ce la si fa, dice, ma dobbiamo continuare a far finta di niente, punto di domanda? Sul Libero questa mattina Francesca Verdini, lo sfogo sui social. Tra i richiami in prima pagina di Libero ci sono anche i siti porno, e questa è una roba che chiaramente interessa a tutti noi. Via al blocco, ma è corsa da girarlo. Tranquilli, non c'è nessun blocco, potete andare tranquillamente su Pornhub, quello che volete, non sono ancora partiti questi blocchi. Chiaro che quando partono, che cavolo, e devo star lì, adesso devo mettere con l'app io, ma o vengono a sapere anche i miei figli che vado sul sito porno, ma siamo matti. Sto scherzando, noi non navighiamo su queste brutte cose. Sai che faccio? Sono sul quotidiano Libero e vi porto subito dentro. Dai. Allora, prima di tutto, a pagina 5, queste sono le mie segnalazioni, perché Mago Varin sa quello che cercate. A proposito della finanziaria, della legge di bilancio, Salvini rilancia sulla rottamazione. La proposta della Lega è di allargare la platea
dei beneficiari. C'è 1,5 miliardi già da quest'anno per la rottamazione di tutte le cartelle fino a dicembre 2023 a partire dal 1° luglio dell'anno prossimo. Se il Parlamento riuscirà a includere una platea più larga, ne sarò assolutamente contento. C'è la discussione, ad esempio, di come le banche potranno contribuire con ancora maggiore entusiasmo. Salvini: non sarà la rottamazione 5, sarà la rottamazione definitiva. Certo, ad esempio, sono esclusi coloro che hanno un accertamento. Ecco, se il Parlamento riuscirà a includere una platea più larga, ne sarò assolutamente contento, aggiunge Salvini. Quindi il tentativo, vi dico la verità, è un tentativo molto difficile, quello della Lega, di allargare i beneficiari a questa rottamazione, che comunque ci sarà. Perché? Perché mancano i soldi, e lo si dice proprio in maniera molto chiara. Sul quotidiano Libero, ma anche su tutti gli altri quotidiani, qui c'è soltanto una mezza pagina, ma altri quotidiani anche di sinistra ci mettono il paginone, addirittura con l'intervista a Ostellari, che comunque sentiremo anche su queste frequenze. A pagina 6, battaglia di civiltà, scrive il Libero, legge leghista contro l'Islam radicale, vietare il velo nelle aule di scuola. E qui chiaramente chiedo a voi, amici, ascoltatori, comunisti, fascisti, di destra, di sinistra, che non ve ne fotte niente della politica, cosa ne pensate di sta cosa? Abbiamo visto degli esempi che ci sono scuole dove c'è il riconoscimento in uno stanzino qua prima di entrare in classe per capire chi cavolo sei. È normale il velo, il burqa, essere completamente coperti ed entrare in classe? Nasce l'osservatorio contro la radicalizzazione. Silvia Sardone: le bambine siano libere. Pronte 14 proposte sulla sicurezza, dal reato di fuga pericolosa agli sgomberi lampo. Signori, oggi sul Libero se ne parla. Ieri c'è stata la presentazione di questo nuovo decreto sicurezza, chiaramente ne parliamo questa mattina perché ne parlano un po' tutti i quotidiani e stanno prendendo la rincorsa, soprattutto quelli di sinistra, per dircene di tutti i colori. Gli insulti social, a pagina 7, a Francesca Verdini, ne parla Fabio Rubini sul Libero. Lo sfogo di Francesca Verdini, orrore gli insulti social sotto le foto con Salvini. La compagna del leader leghista denuncia gli attacchi che subisce ogni giorno. Davvero dobbiamo far finta che non succeda? Più ancora dei leoni da tastiera, a fare ribrezzo sono i leoni e leonesse da tastiera di sinistra. Sono quelli e quelle che si indignano per ogni post che leggono, quelli e quelle che scatenano battaglie culturali a difesa delle donne a patto che siano dalla loro stessa parte politica e culturale, ma sono anche quelli e quelle che non esitano a insultare, infangare, minacciare una qualsiasi donna che abbia l'ardire di non pensarla come loro. Qui parliamo della Verdini, la fidanzata di Matteo Salvini, ma parliamo di ognuno di voi, uomini, donne e soprattutto anche ragazzi, ragazze, bambini e bambine. È il caso di continuare in questo modo? Che cosa si può fare? Punto di domanda. C'è un paginone oggi, a pagina 7 del quotidiano Libero, ma forse la Francesca, che noi conosciamo bene, ma una persona serissima, che non vuole apparire, che non ti fa il comizietto, eccetera, è una compagna silenziosa di Matteo Salvini, che lo accompagna praticamente un po' in tutti gli eventi, anche quelli della Lega. A Pontida era dietro il palco con gli amici di Radio Libertà. Semplicemente ha questa colpa essere compagna di un personaggio molto famoso e molto discusso, perché, a differenza di altri, lavora. Fa fare cose e si arrabbia se queste cose non le fanno, e ci arriviamo tra poco. Ancora il quotidiano Libero, signori, alla Corte dei Conti la scorta di Fico da 100.000 euro, e ci dispiace per questo piccolo gozzo
che non è quello perché mangi la polenta, è il gozzino, il gozzetto di Roberto Fico, la sua barca Paprika, che le avrà fatto venire le emorroidi, sotto accusa per un presunto ormeggio abusivo a Nisida, ma anche perché si è fatto venire dietro dalla scorta con le altre barche per mesi. Esposto del leghista Nappi, scrive oggi a pagina 8 Libero. Alla Corte dei Conti la scorta di Fico da 100.000 euro. L'ex presidente della Camera ha tenuto 18 mesi la tutela romana con extra costi, caso sollevato davanti ai giudici. Chiaramente, se è la Corte dei Conti, sappiamo bene che ha altro a cui pensare. Sto scherzando, però ha fatto bene il leghista Nappi a sollevare questo caso presso, stiamo bussando, alla Corte dei Conti. Pagina 10 di Libero, ve la leggo tra poco, so soltanto che si riferisce a uno dei titoli principali di Libero, pubblicità ancora gratis, gratuita, per quella che potrebbe diventare un pezzo grosso della sinistra italiana, l'italo-senegalese Diop. Il titolo è Lotte LGBT e assorbenti, Bintou Mia, la nuova Ellie. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Era già finita, non mi dà il tempo, ragazzi, sto condividendo, il duro lavoro del giornalista è anche questo, è condividere ciò che mando in onda. In questo momento sono sulla pagina Facebook di Samuele Semmivarin, che sono io, cucù, e sto condividendo questa rassegna stampa, perché il bello di dire cose che gli altri non dicono è cercare poi di farle conoscere, queste cose che dici che gli altri non dicono. E allora cercate, oltre a Radio Libertà, oltre a Lega Salvini Premier, su cui siamo in diretta e salutiamo i tanti amici che ci seguono la mattina, ma non solo, perché poi in qualunque momento del giorno Lega Salvini Premier, rassegna stampa, salta fuori il faccione di Semmivarinone. Salutiamo anche
gli amici che cercano poi il Sammy Varin su Facebook, su Instagram. Samuele Sammy Varin sono io. C'ho diversi profili perché ogni giorno me ne bloccano uno diverso e quindi a un certo punto ne ho aperti 2, 3 perché la gente giustamente diceva è morto. No, perché le punizioni che mi danno sono sempre molto forti e quindi sta bloccato per 1 mese, sta bloccato per 2 mesi, a volte anche per sempre, poi ti fanno la rottamazione dei blocchi anche loro. Santa polenta! Sì, un po' di WhatsApp, dai, siete grandi anche quest'oggi, siete voi i nostri editorialisti al 34067 09 659. Oh, forza, scendi ad Affori con la metro, vai in via Bellerio e porta a Sammy Varin un salame di almeno mezzo metro. Oh, questa è veramente istigazione al delitto. Grazie mille per la rassegna stampa che ogni mattina ci tiene compagnia. Buon lavoro, grazie Pierluigi. Però il salame non ce l'hai mica portato, che stiamo guardando anche il panettone al pistacchio, mi raccomando. Buongiorno Sam, il problema sono quelli che affondano, non sono quelli che affondano, ma quelli che arrivano. Si parla di panettoni, chiaramente. Dai, no, il problema è che questi non devono neanche partire, gli immigrati non devono neanche partire. Corridoi umanitari, sì, ma anche selezionando quelli che arrivano, perché no? Caro Varin, il termine collega, mi ha detto un amico, è termine inventato dalla mafia. È vero Erminio, parole sante, soprattutto tra giornalisti, mamma mia che roba. Sto leggendo i vostri messaggi al 340 6709 659, provate anche voi questa emozione, magari mi state ascoltando e mai vi frullerebbe nella testa di scrivere un messaggio. Fatelo stamattina, dai, facciamolo strano. Grande Sammy, quasi ogni mattina ascolto il talmudico Spezia per 10 minuti per sentire il patetico politicamente corretto. Poi raggiungo voi e mi esalto. Comunque sarò sempre contro Zaia, uomo ipocrita che ha governato in una regione dove Padova, Vicenza e Verona sono in mano a giunte demoniache di sinistra. Non dimenticherò mai Suca Zaia, negli anni 20-21 era un segretario nascosto del PD. Forza ragazzi, Mattia da Padova, che ha le idee un po' strane, devo dire, però ci mancherebbe, ma noi li accogliamo tutti quanti. Poi a volte ci sono anche delle cure, certamente, ma il mio programma è corroborante. Cerco di curarvi. Ma perché la sinistra ha un programma? Boh, ci scrive Marco. Togliamo almeno un 20% delle tasse sulle pensioni, unici in Europa che tassano così. Altro che armi gratis a Zelensky. Zitto Maurizio che oggi viene fuori, cosa che noi abbiamo sempre pensato, che l'Ucraina è il paese più tangentaro del mondo e gran parte dei soldi che abbiamo dato all'Ucraina e che daremo all'Ucraina, chissà che fine farà. E continuiamo ad affiancare un governo Zelensky che non sa stare in piedi e non più votato e scaduto. Cambiano ministri, scompaiono armi e terroristi e arricchiscono banditi. Fino a quando la pace potrebbe essere vicina senza Zelensky che voleva la guerra con NATO con i falsi droni. E ancora, difficile ma diciamolo chiaramente, tra le tante donne che poteva scegliere Salvini si accoppia con la famiglia Verdini. Ah, perché non ti va bene perché si chiama Verdini. Di truffatori bancari condannati e non solo. Ancora padre e fratello truffano come sono autoaccusati. Ecco perché forse ci sono certi commenti. No, non è per quello, caro mio, ma ci mancherebbe. La storia di Verdini, sappiamo qualche cosa, ma non ce ne frega assolutamente niente. Semplicemente c'ha una figlia e se n'è innamorato a Matteo Salvini, dico io, ma bah. Troppo tardi vietare il burka, si doveva fare da subito. Io mi stupisco che vi siano ancora delle persone che votano questo PD, è una fogna a cielo aperto. Come fanno a non vederlo? Non ci sarà una sinistra seria da qualche parte da prendere in considerazione? C'è la sinistra seria che viene verso destra. Barbone, buongiorno, ti ho bonificato i 10 euro. Oh, grazie Andrea, sempre da Roma, grazie. È vero, siamo barboni, ma c'è qualcuno proprio che ce la lunga
Io in questi giorni la sto facendo crescere, guarda, 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 hai visto, non c'ho voglia di farmi la barba e c'ho dell'uomo vissuto, è vero, merito un panettone? Via Bellerio 41 Milano, mi raccomando, non sbagliate indirizzo che se lo magna qualcun altro. Grazie dei vostri WhatsApp, datevi da fare, c'è molto da commentare anche quest'oggi, anche gli assorbenti di Mia, la nuova Ellie. Ce ne parla oggi Alessandro Gonzato sul Libero. L'italo-senegalese Diop, la Dem, vicegovernatrice della Toscana senza essersi neanche candidata, ha fatto solo la rappresentante d'istituto e ha regalato tampon box. Ok? Si è anche battuta strenuamente per la carriera alias, approvata dal comune di Livorno, di cui è stata consigliera per 2 anni, si è dimessa ieri. La carriera alias è quella che permette agli studenti che si sentono non binari di cambiare direzione usando un nome di fantasia del genere opposto. Cioè, che ne so, io mi posso far scrivere sulla tessera dell'autobus Semmina, perché mi sento un po' donna quando vado la mattina a lavorare con l'autobus, ma ora di sera però ne voglio un altro di nomignolo, mi chiami Semmone, perché la sera divento un caprone, ma Dio mio, ma perché? Ma fate dire ste cose, ma d'altronde è così, ragazzi, ci stiamo perdendo in quello che Bintou Mia, la nuova Ellie, ha fatto ben poco, però è già diventata la vicepresidente dell'Emilia Romagna e ogni giorno gli stiamo facendo molta pubblicità. Se ne parla poco invece del blitz di indigeni nudi alla conferenza sul clima. Pagina 11 di Libero, COP30 sempre più comica, blitz di indigeni nudi alla conferenza sul clima, in Amazzonia un gruppo di attivisti sfonda i cancelli del summit e protesta contro i delegati, la nostra terra non è in vendita, feriti 2 poliziotti. Io dico sempre, la verità sta nel mezzo. Certo, il fatto che a questo summit sull'ambiente non abbiano partecipato i grandi è umiliante e posso capire che uno a un certo punto cosa deve fare? Mi spoglio nudo e cerco di far parlare di questo che è un argomento comunque importante per il nostro pianeta. Sono ancora sul Libero perché nel nord-est è ormai un fenomeno che fa paura, un'altra sparatoria tra clan rom, 4 feriti per strada a Udine. Secondo gli inquirenti si tratterebbe di un regolamento di conti tra famiglie rivali. Soltanto un mese fa una faida tra nomadi provocò sul Garda la morte di una donna. La frase è fatta e naturalmente va bene finché si sparano tra di loro, si scherza naturalmente. E tanto per ricordarvi però è alta densità, scrive Libero, il nord-est e la Lombardia sono le aree con la maggior presenza di campi rom. I famosi nomadi che non cantano ma spesso rubano e che non sono per niente nomadi, nel senso che sono stanziali. Sono rom, sinti, camminanti che camminano ben poco, se non per entrare troppo e spesso mai non lo fanno nelle vostre abitazioni, ma tant'è, e noi lo diciamo da anni, da decenni, che combattiamo anche contro le zingarelle che non rubano. Adesso forse siamo riusciti a fare una legge per cui anche se sei incinta ci vai, non in galera, certo, in un luogo protetto, eccetera, eccetera. È una vita durissima perché, come ben sapete, la sinistra è dalla loro parte. Spesa sempre più costosa. Di questo non parlano molto gli altri giornali, ma è la verità. I prezzi degli alimentari su del 25% in 4 anni, sono i dati Istat che parlano dei problemi delle famiglie. Una delle cause principali è rappresentata dall'aumento del costo dell'energia. Il pane nelle città del nord costa 5 euro al chilo, nell'ottobre 2021 era a 3,73%, ma io sono responsabile della spesa in casa Varin, io che frequento il supermercato Esselunga, chiaramente non entro in altri supermercati, anche perché molte volte ci vuole la kefia o ti rifilano la coca, quella, capito? Sì,
E ho notato che anche in Esselunga, ragazzi, i prezzi sono aumentati e soprattutto gli sconti sono diminuiti. C'è uno sconto normale del 20%, e che cosa ci fai? Con uno sconto? Non ti fa pagare l'IVA, è già qualcosa. C'è qualcosa che non funziona. Sì, in questi giorni certo fanno super sconti, ma sulle grandi marche, quelle famosissime che costano già tanto, capito? Tu dici la pago la metà. È un momento durettino. Certo, riesci a sopravvivere se compri le cose basic, smart, ad esempio, tornando all'Esselunga, c'è questa categoria di prodotti che costano molto meno. Ci rituffiamo su altri quotidiani, andiamo a salutare gli amici di Avvenire che appunto parla di questa problematica delle famiglie, le spese sicuramente, ma non soltanto. C'è il rapporto del CISF che mette in evidenza il disagio psicologico per le incertezze sul futuro e l'impoverimento. Il titolo principale di Avvenire è Affanni di famiglia, non affari, affanni di famiglia. Il 60% dei nuclei ha problemi di ansia. Pesano le rinunce su cure sanitarie e consumi, e sull'intelligenza artificiale la richiesta di un patto mondiale per il rispetto dei bambini. C'è del fuoco sotto la cenere nelle famiglie italiane, e alimentato da tanti motivi di preoccupazione, dalle spese tagliate per le cure sanitarie e per molte attività del tempo libero, alla fatica di doversi far carico, oltre che dei figli, anche di genitori anziani non autosufficienti. E quanto emerge dal rapporto CISP 2025 sullo stato di benessere psicologico e relazionale delle famiglie: ansia e stress sono diffusi, c'è paura del futuro, ma fiducia nella propria famiglia. Anche su Avvenire il naufragio di un barcone dalla Libia, 42 dispersi, 7 persone tratte in salvo, da gennaio 1948 vittime. Mi sposto di quotidiano e vado sul quotidiano Il Corriere, che invece si getta su Epstein. Ecco le mail su Trump. Pubblicati migliaia di documenti, il finanziere Virginia per ore con lui in casa mia, la Casa Bianca fango, i messaggi rivelati, sa cosa facevo con le ragazze, torna il nome di Giuffre. Se vi interessa, a me no. Oggi è la principale titolazione del Corriere, che per fortuna si occupa anche d'altro, di Luca Carboni, il concerto dopo la malattia, l'abbraccio con Elisa e Giovanotti, Carboni, il palco e gli amici, la mia nuova primavera. E diamo veramente il bentornato a Luca Carboni. La brutta cronaca dalla Brianza, l'aggressione in strada, getta la benzina negli occhi della ex, la seguiva con il GPS, la perseguitava da 7 mesi, poi l'ha aggredita in un parcheggio gettandole addosso benzina, la donna è riuscita a salvarsi chiudendosi nell'auto, la violenza è avvenuta a Seregno. La bagarre in aula con Valditara sui femminicidi, le opposizioni all'attacco, sfruttate i femminicidi. Il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara attacca l'opposizione durante il dibattito in aula sull'educazione sessuale a scuola. Cioè non è stata l'opposizione che ha attaccato Valditara, è Valditara che ha attaccato l'opposizione. Come vi dicevo, il caffè di Massimo Gramellini si occupa di Francesca Verdini, c'est moi, e ripeto, la Verdini che ha avuto un piccolissimo, umile sfogo, signori, perché non è proprio la tipa che si fa sentire su Instagram, immediatamente è stata immortalata questa momentanea uscita della Verdini. E il caffè di Massimo Gramellini dice che, scherzando e naturalmente dicendo cose che uno dice ma cosa sta dicendo Francesca Verdini, che sono robe che succedono a tutti quanti. Verdini si chiede se esistono rimedi, dice a un certo punto Gramellini, a parte la sua fazione, me ne vengono in mente soltanto due: cambiare la natura umana e far pagare i commenti. Il secondo sembrerebbe lievemente più praticabile, a patto che poi Salvini non si inventi un condono anche lì. E ti immagini se non andava in polemica. Fatto sta, lo ripeto, siamo tutti Francesca Verdini, soprattutto donne,
ragazze, chi ha un'idea, oggi avere un'idea e avere il coraggio di dirla è pericolosissimo. Anche dal punto di vista fisico, abbiamo visto cos'è successo in America a un certo Charlie Kirk. Chi fu costui? Boh, il re delle tangenti in fuga dalla legge. Eccolo qua sul Corriere a pagina 6. Si parla di Zelensky, si parla di Mindic, imprenditore di Dnipro e amico di Zelensky. Ecco l'amico che imbarazza il presidente. Mindic, uomo chiave dello scandalo latitante da lunedì, era il produttore degli show dell'ex comico, un water d'oro massiccio, un bidet d'oro massiccio, beh almeno si lavavano, credenze di cucina straripanti di sacchetti di banconote da 200 euro, in una casa dove indagini avrebbero intercettato anche la presenza recente del presidente Zelensky, che nel 2021 ci avrebbe anche festeggiato un compleanno. Sono i simboli più sfacciati del potere e della ricchezza accumulati da Timur Mindic, uomo chiave dell'inchiesta anticorruzione in Ucraina, ora alla macchia grazie a una fuga di notizie. Mi fermo perché mi viene da vomitare, però certamente sul Corriere oggi trovate un paginone che riflette qualche vostro messaggione degli anni passati, quando abbiamo cominciato a sostenere l'Ucraina e iniziavamo a pensare anche che i nostri soldi facessero una strana fine. Attenzione, a proposito di soldi, l'Italia spinge per i controdazi europei, tariffe sui piccoli pacchi extra Unione. Il ministro dell'economia Giorgetti dice regole forti per arginare l'invasione, manovra tensione governo PD. In poche parole si parlerebbe di tassare i piccoli pacchetti che ti arrivano dalla Cina, che a volte non arrivano neanche, non arrivano, allora cancelli l'ordine e dopo ti arrivano, lo so che funziona così, lo so. Bene, cioè male, non lo so come sia, comunque vi segnalo questa notizia. Quella che a me piace invece è la pagina numero, cosa c'è scritto qua? Che numero è? 11, in taglio basso, i fondi soci di Autostrade nel mirino. E Matteo Salvini che dice cantieri o si ridiscute tutto. Capite perché Matteo Salvini sta sulle palle a molti? Perché lavora. E non è una roba di moda quest'oggi lavorare, assolutamente no. La moda è cincischiare, burocratizzarsi, sparire nella burocrazia, così non si vede che cosa fai. Attenzione a quello che ha detto Salvini, cantieri, quindi o partono i cantieri o si ridiscute tutto. Al vaglio addirittura anche le concessioni. Il dito puntato verso i grandi investitori. Cos'è successo? Il ministro dei trasporti e vice premier Matteo Salvini ha attaccato Autostrade per l'Italia. O partono tutti i cantieri senza troppi aumenti tariffari o si ridiscute tutto, concessione compresa. Mamma male cattive Salvini, ma fa bene signori, è l'unica cosa che si può fare a questo punto. Il ministro ritiene inaccettabili code e manutenzioni lente. Pepe in culo con l'ira di Matteo Salvini contro Autostrade per l'Italia e i suoi azionisti. Come diciamo da queste parti, anche da quelle parti è tutto un magna magna. Signori, lo so, molti di voi non comprano il Corriere, oggi è il caso di comprarlo. Anche se non è l'unico che ne parla, però effettivamente dà un taglio che mi piace oggi il quotidiano Il Corriere. Anche su Valditara, sfruttate i femminicidi, bagarre in aula su Valditara, pagina 13 del Corriere, l'attacco alle opposizioni sull'educazione sessuale a scuola, il PD dice irresponsabile. Il nodo qual è? Da tempo, anche alla luce dell'alto numero di omicidi per ragioni sentimentali, si discute sull'opportunità di introdurre nelle scuole un'educazione di carattere sessuale. Le forze di centrodestra si sono dimostrate scettiche e sostengono che possa essere un artificio
artificio per diffondere la cosiddetta ideologia gender. Ma è chiaro, se ci metti il travestito che ti viene a far lezione, cosa c'entra con i femminicidi, ragazzi miei? Il ministro dell'istruzione Valditara ha messo a punto un disegno di legge dal quale sono escluse le scuole per l'infanzia, che prevede per l'educazione sessuale il consenso informato preventivo dei genitori. Dove starà mai il problema, ragazzi? Cioè, hanno paura di far sapere a noi che cosa, chi portano in aula? Mm? Avete questa sensazione? Paginone sul quotidiano Il Corriere, ma in taglio basso anche questo, che ci piace assai. Dai permessi di soggiorno ai borseggi, la stretta leghista. Ieri che cosa vi ho detto? Meno votate la Lega, più aumentano i reati degli immigrati. Ditemi se non ho ragione. Scrivetemi anche parolacce se volete. 340 6709 659. Meno voti alla Lega, più immigrati che delinquono, perché sono impuniti, perché non hanno più paura, perché il centrodestra addirittura c'è dentro una parte chi li vuole dare più facilmente l'italianità e quelli non te li scacci più. E se sono figli del barcone e diventano maranza, te li tieni vicini di casa per tutta la vita, finché non te ne vai tu. Già, se non ti piace, prendi e te ne vai, così dicono in altre parti d'Europa. C'è un pacchetto di 14 proposte sulla sicurezza, nonostante la Lega non l'abbiate votata. Voi avete fatto i ben pensanti, avete votato Forza Italia perché lo facciamo in ricordo di Berlusconi, perché la Meloni è brava, Fratelli d'Italia certo sì, ma quelli cincischiano con il potere internazionale e certe cose non le possono fare, perché bisogna sorridere all'Europa e anche all'America, che aspetta che gli compriamo le armi da regalare all'Ucraina ed è ancora lì che aspetta, ragazzi miei. E l'unico che dice no, lo sapete come si chiama? È proprio lui, è Matteo Salvini, quello che sta sulle balle a molti di voi che vi fate le leghe, ve le fate le leghe, a una certa età, ragazzi miei, bisognerebbe smettere, però capite come va l'Italia, non si vuole fare squadra e soprattutto quando la squadra c'è si litiga sulle cose importanti. Bene, la Lega nonostante questo sforna un pacchetto di 14 proposte sulla sicurezza e c'è anche la cauzione per chi organizza presidi a rischio. I presidi a rischio sono le manifestazioni. La cauzione l'hanno chiesta alla Lega più volte per le manifestazioni in terra piddina, tanto per non farcela fare, ma noi l'abbiamo fatto ugualmente autotassandoci, certo. E adesso vediamo che cosa dice il resto del centrodestra su queste proposte. Raccontano che a fare da innesco al nuovo pacchetto sicurezza presentato ieri dalla Lega sia stata una frase di Giorgia Meloni sui social dello scorso 5 novembre. La difesa è sempre legittima. Era un riferimento al 68enne di Rovigo che, pur avendo sparato a un ladro, non è stato indagato. A stretto giro la Lega aveva diffuso una foto di Matteo Salvini e altri esponenti del partito, tutti con una t-shirt con la stessa frase, risalente al 2019, come a dire il copyright è nostro. Beh, siete testimoni tutti quanti voi, ragazzi. La nostra battaglia è l'oste dell'Odigiano, vi ricordate? Sulla difesa che deve essere sempre legittima. Cioè, se vieni a casa mia non sai che cosa rischi se vuoi entrare senza bussare, capito? Fatto sta che la Lega considera necessario tornare a intestarsi la partita sulla sicurezza. Non è che ce ne intestiamo, è la nostra partita, è il motivo per cui la Lega è stata votata da decenni, con un pacchetto di 14 provvedimenti messi a punto dal sottosegretario all'interno Nicola Molteni e da quello alla giustizia Andrea Ostellari, oltre a un osservatorio sull'islamizzazione fortemente voluto dalla vice di Salvini Silvia Sardone e dalle eurodeputate Susanna Ceccardi e Anna Maria Cisint. Si tratta, secondo Molteni, di alzare l'asticella a soli 5 mesi dalla conversione del DL Sicurezza, in coerenza con le norme già in vigore, che hanno consentito per esempio di mettere fine alla vergogna dei borseggi da parte delle giovani madri, fino a poco fa assolutamente impunite. I borseggi non dovranno più essere perseguiti solo su denuncia della vittima,
ma anche d'ufficio. Questa è la grande differenza, perché chi veniva rapinato poi doveva immediatamente partire col treno, con l'aereo, e non aveva tempo né voglia di perdere altro tempo. Tra le proposte, appunto, lo stop all'iscrizione automatica nel registro degli indagati, sia per i cittadini che si difendono, sia per le forze dell'ordine, altrettanto importante, che poi si dovevano pagare l'avvocato. Queste ultime godrebbero di un rafforzamento della tutela legale già introdotto dal precedente decreto, e c'è l'assai discussa garanzia finanziaria per gli organizzatori delle manifestazioni. La si chiami fideiussione, assicurazione, cauzione, dice Molteni. Il punto è che la sacrosanta libertà di manifestare non può diventare la libertà di distruggere le città e aggredire le forze di polizia. La norma prevede la depenalizzazione per le violazioni al preavviso per la manifestazione, ma vengono aumentate le sanzioni. E poi c'è l'estensione alle seconde case della procedura accelerata per gli sgomberi degli immobili occupati. Stop ai ladri di case, sintetizza Molteni. L'occupazione costerà tra i 2 e i 7 anni di carcere. Il non fermarsi all'alt della polizia diventa un reato e non solo una sanzione pecuniaria. Da 1 a 5 anni di carcere, salvo aggravanti. Nasce dalla vicenda Rami, spiega Molteni. E poi decise limitazioni ai permessi di soggiorno per i ricongiungimenti familiari. Il reddito per chiedere ricongiungimento passa da 7.000 a 13.000 euro se vuoi far venire qua i tuoi parenti fino ai nonni e ai bisnonni, e come minimo ci fai vedere che li puoi mantenere. E c'è l'estensione anche ai reati meno gravi per l'ammonimento ai minori tra i 12 e i 14 anni. Ma le tensioni con i Fratelli d'Italia sull'argomento sono concrete, alcune di queste norme nascono da una sensibilità condivisa, spiega un meloniano di rango, ma è molto difficile che la discussione nasca prima del prossimo anno. Vedete come fanno questi? C'è tempo, come con l'autonomia. Non avete votato la Lega? E adesso vedete che le vostre idee stanno lì sul tavolo. Non c'è fretta, assolutamente. Prossimo giro votiamo Lega, che ne pensate? Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia. L'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti. L'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro annuo. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Continua a prevalere l'alta pressione nordafricana sull'Italia. In mattinata tempo asciutto ovunque da nord a sud, anche se avremo una maggiore copertura nuvolosa sulla Val Padana, sulla Liguria e sul medio-alto versante tirrenico. Sole dominante altrove. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente significative. Le temperature resteranno sopra la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato Le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Cari amici, care scette, cari siure, cari tutti di Radio Libertà, Alberto Acerbis è qua anche stamattina. Non dimentichiamo l'olio però, cioè confezione di Natale è una cosa che inizia e finisce, numero chiuso, perché tu devi regalare qualcosa che non è che poi a Santo Stefano vedi il panettone che ti regalano se prendi le calze, detti anche scalfarì, cioè cerchiamo di capirci, cioè parliamo di un regalo particolare
che fa davvero la differenza, né la qualità dei prodotti né come viene presentato. Detto questo, stiamo raccogliendo le olive ancora per 20 giorni, l'olio nuovo è pronto. Mio nonno in questo periodo mi diceva: Alberto, vecché Alberto, l'olio bulve sempre a galla, in francese. In italiano: Alberto, vieni qua, l'olio buono viene sempre a galla. Quindi se volete le 6 bottiglie per dicembre, ma ne ho ancora 2, ne ho ancora una, aspetto, vediamo. Allora, guardate che noi roba di importazione no, quest'anno poche olive belle, poche, belle, olio meraviglioso, prezzo vecchio. Io dicembre e gennaio vi garantisco ancora questa roba, poi permettetemi a gennaio ne riparliamo. Se volete l'olio Acerbis, se lo pensate come un qualcosa di diverso, a parte che con 6 bottiglie fai 6 regali, chiama 030 68 44 08 o visita olioacerbis.com e chiedi informazioni. Puoi parlare con me, con la Mire, se sono qua. Chiedete di me, fate quello che volete. Io sono qua, vi voglio bene, alla prossima. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Un caro saluto, Sammy Varin di Radio Libertà, a tutti gli ascoltatori. Io sono Simona Galli e con piacere vi racconterò brevemente la storia di Sulle Punte. Questo brano è uscito il 17 dicembre del 2021, racconta la storia vera di una vita strappata. Il testo è stato scritto dopo un fatto di cronaca che ha sconvolto la mia città, me in particolar modo, perché la vittima in questione era una mia carissima amica. Prendere carta e penna e scrivere è stato un atto liberatorio. Quando infatti ho finito il testo, ho capito che era nata una canzone importante, non solo per me ma per tutte le donne. Ho deciso infatti di presentarla al premio Lucio Dalla e per la prima volta, dopo 9 anni, il premio è stato vinto da una donna con una canzone simbolo contro la violenza di genere. Collaboro da allora con l'associazione La Rivincita e i prossimi appuntamenti che mi vedranno presente sono principalmente 2. Il primo, il 14 novembre 2025 alle 9:30, ci sarà una conferenza pubblica Crudeltà su animali e pericolosità sociale presso la sala consiliare del Comune di Massa. Mentre il secondo, il 25 novembre, presso la Sala degli Specchi, Palazzo Ducale di Massa, aprirò proprio con il mio brano la mostra La Piuma e il Sasso, che resterà esposta dal 25 al 30 novembre. Beh, io vi aspetto numerosi, se vi va cercatemi su Digital Store, canali YouTube per sentire le mie canzoni. Un abbraccio e buon ascolto. Che silenzio, dove sei? Ci hai lasciate nella pancia di una borsa, tra le chiavi e un laccio per capelli. Ti ricordi la nostra prima volta, la ricordi? Da una scatola di cartone ai tuoi piedi, così freddi e minuti. Dalla sbarra al primo lento sulle note di Chopin, hai capito che eravamo un solo corpo, noi e te. Abbiamo perso il conto delle volte che siamo cadute a terra, il dolore e il sangue sulle punte per provare a sfiorare le stelle e isolarci dal mondo, dalla gente, da un amore ammalato che sai ha spento per sempre quella luce che c'era in noi. Sopra le monete e la tessera del tram ci stringiamo tra la polvere del fardo in attesa di sentire la tua mano che ci afferri per i nastri, ancora un ultimo plié con le gambe che ci tremano e l'odore del parquet. Abbiamo perso il conto delle volte che siamo cadute a terra,
sangue sulle punte per provare a sfiorare le stelle e isolarci dal mondo, dalla gente, da un amore ammalato che sai ha spento per sempre quella luce che c'era in noi. Ma all'improvviso qualcuno apre la borsa al tuo stesso sorriso, ai tuoi occhi, gli stessi della nostra prima volta. Abbiamo perso il conto delle volte che siamo cadute a terra, il dolore e il sangue sulle punte per provare a sfiorare le stelle e isolarci dal mondo, dalla gente, da un amore ammalato che sai ha spento per sempre quella luce che c'era in noi. È proprio una canzone cantata sulle punte, questa di Simona Galli, direttrice artistica di Music School. Si esibisce domani, venerdì, alla Sala Consiliare del Comune di Massa, in occasione della conferenza Crudeltà su animali e pericolosità sociale, alla quale partecipa anche il nostro senatore Manfredi Potenti, responsabile del Dipartimento Nazionale Tutela Animali. Un progetto integrato interessantissimo, e se siete in zona, ragazzi, è un'idea parteciparvi, che vede a partire da domani 14 novembre ore 9:30 a Massa la presenza di molti esperti nel campo di animalismo, ma anche nel campo sociale, per capire se c'è un collegamento tra la violenza contro gli animali e la violenza contro le donne e l'uomo in generale. Poi tanti eventi dal 25 al 30 novembre con mostre e varie interlocuzioni, naturalmente sulla violenza delle donne. Brava, complimenti a Simona Galli e complimenti a voi, ascoltatori di Radio Libertà, che avete scelto la nostra radio e avete scelto soprattutto di portarci i panettoni. Grazie a Davide Chiurazzi, che ha detto che prossimamente arrivano i panettoni per i registi Che Cosi, e allora sua lode alla rassegna stampa di Radio Libertà. È sua questa ode, perché Davide Chiurazzi è diventato un poeta, voi non lo sapevate. Ecco l'ode che ha dedicato a noi e a voi che ascoltate codesta rassegna. Suona la sveglia, mi chiama il destino, arriva puntuale il bisogno mattino. Saluto il trono con aria beata e la giornata è già cominciata. Chissà mai cosa avrà voluto dire il poeta Davide Chiurazzi, che ha scritto anche un libro, ragazzi, regalatelo per Natale. Non lo sappiamo, ma soprattutto non lo vogliamo sapere. Intanto un po' di messaggi arrivati al 34067096659. Grazie a chi ci fa un bonifico attraverso il sito di Radio Libertà, a chi andrà in posta e ci ricorda, anzi io lo devo ricordare, eccolo qua, il conto corrente postale 37671294 per aiutare Codesta Radio a campare, a pagare le bollette. Conto corrente postale 37671294. Non riesco proprio a immaginarmi Semmina, no? Troppo difficile. Oh, la carriera alias è così, è il bello che non te l'aspetti, capito? E mi ritrovi Semmina la mattina e Semmone Caprone la sera. Parliamo seriamente, non solo zingarelle. Se commetti più reati, stesso tipo o diverso tipo, per più di n volte in 20 o 30 anni, dentro per il periodo maggiore. Basta col fuori tutti. E vediamo adesso all'interno del centrodestra come verrà accolta questa ennesima proposta della Lega, anche se voi non l'avete votata la Lega. Tranquillo Semmi, la sinistra è sempre dalla parte dei delinquenti, e nel loro DNA, che è uguale. Signori, questo non lo so soltanto che
una battaglia contro una giustizia più giusta bisogna farla, perché se noi facciamo leggi e poi i giudici le stravolgono e non si va più da nessuna parte. La sparatoria con molte pistole al campo a Roma Lonato del Garda a bordo di auto Stelvio e Audi 4 e poi vivono riparando, non lo so se riparano, dice. Buongiorno Sammy, donati 10 euro, grazie per il lavoro che fate. Lucio, ti amiamo. Lucio da Pistoia per tutta la vita. E ancora buona giornata, basta dare soldi all'Ucraina, infatti dateli a Radio Libertà. Investire in Italia, bravo Pasquale. Buongiorno, mi sa che tutta la sua fuorviata propaganda per Salvini è dovuta al fatto che anche lei ha capito che ormai il segretario della Lega non ha più nessuna credibilità e sta portando il partito verso l'oblio. Intento nobilissimo il suo, peccato che ormai per Salvini il tempo è scaduto. Ma caro Gino il Pidino, assolutamente no, come vedi è l'unico che lavora Salvini e si fa sentire quando gli altri non lavorano. Che poi sia bollito e ribollito dalla stampa, su questo sono assolutamente d'accordo, ma succede a ogni politico che cerca di cambiare le cose. Ricordati questa frase: a ogni politico, quasi tutti di destra devo dire, perché quelli di sinistra nella burocrazia ci sono nati, è una loro invenzione e cambiano le cose sì per poi rimetterle come prima, capito? Se a destra, a destra vuol dire non a sinistra, ma per loro è così, ormai lo dico anch'io, sono di destra perché non sono di sinistra, perché ormai è un'interlocuzione obbligata, non puoi dire sono della Lega, allora sei di destra. Sto cazzo che sono di destra, sono della Lega. No, è così, è una vita dura. Buongiorno Sammy, sinceramente sono stufo di queste donne che straparlano di violenza quando sono vittime di loro stesse. La causa principe è l'aborto, poi vengono le mamme divenute incapaci di usare il battipanni e infine gli uomini ridotti a glabri efebi senza palle. Mamma mia Marco, ma che cosa hai mangiato ieri sera? Oh signor, piangem. Ma noi siamo qua a dire tutto quello che voi pensate, poi vi fate un'idea chiaramente di quello che succede nella vita anche da questi messaggi. Ritorno in rassegna stampa, minimamente sì. Sul Corriere anche, ma anche su altri giornali, un paginone su Lucio Battisti, perché ancora una volta Molteno è il paese in Brianza dove viveva Lucio Battisti, si divide su Battisti. Una via per lui? No, mai. Fu un grande, lo merita e insomma adesso ci sono 117 firme contro l'ipotesi di modificare un pezzettino di via dedicata ad Aldo Moro e scrivere via Lucio Battisti. Il sindaco dice saniamo i rancori, la verità è che Lucio Battisti che se n'è andato nel 98 ha una moglie, capito? Un po' particolare, diciamo così, ha fatto riesumare la salma, l'ha tolta dal cimitero perché troppa gente andava lì in pellegrinaggio, ha cancellato, diffidato il festival al quale ho partecipato anch'io per un po' di anni in giuria, un festival che ricordava la figura di Lucio Battisti attraverso le sue canzoni, che venivano artisticamente cantate da tanti gruppi di musica indipendente. Non andava bene. Diciamo che la moglie è un po' particolare? Diciamo di sì, e questo poi ha inficiato anche il ricordo di Lucio Battisti, proprio a Molteno, dove insomma sono arrabbiati anche persino perché lui ha detto Brianza velenosa nella canzone Una giornata uggiosa. Santa polenta! Portiamolo sul Fatto Quotidiano il nostro ascoltatore con Tajani che dà 200 milioni agli amici dove si vota, sappiatelo, perché quando ci sono, ma è normale, ma amici del Fatto Quotidiano, è normale che ci sono le elezioni, ci siamo in campagna elettorale, soldi a pioggia in Puglia e Campania, 140 milioni e ai comuni. E uno dice, ma guarda, ma non era mai successo una roba del genere, boh. Cosa ne pensate? Mi fai un messaggino? 340 6709 659. Facciamoci
un'idea di come funziona questa Italia, perché a volte uno dice ma questi dove vivono? Va bene, nessun legame, il Ministero nega nessi con le urne, ma a beneficiare sono uomini vicini al leader forzista che esultano pure. Così scrive ancora il Fatto Quotidiano su Tajani. Giro quotidiano, ma minimamente lo faccio, e vado sul quotidiano Il Giornale, che in prima pagina dice: bomba a Ranucci, nessuna pista politica. I 3 filoni che stanno seguendo gli investigatori riguardano racket, mafia albanese e 'ndrangheta. La pista non è politica. Il giallo sulla bomba a Ranucci non sembra avere ragioni ideologiche. I 3 filoni seguiti dagli investitori: racket, mafia albanese e 'ndrangheta. Giro ancora sul quotidiano Il Giornale e vado a trovare Meloni e il piano Mattei a pagina 6. Ponte tra Unione Europea e Africa. La Premier rivendica i risultati dell'operazione, sempre più condivisa. Mezzola, grazie Italia. In basso, legittima difesa rafforzata e sgomberi più veloci, signori. La ricetta della Lega che piace agli alleati. Signori, facciamo un balletto? Facciamo insieme un balletto, dai, io e i registi tutti insieme un balletto per festeggiare che la proposta del nuovo decreto sicurezza piace agli alleati. Perché non succede quasi mai, dico, non sto scherzando, ragazzi miei. Si può scherzare. Cioè, vuole fare davvero il balletto il regista Checcoso, non capisci neanche, sei come mia moglie, cioè non capite quando uno scherza, quando uno non scherza, tant'è che per mia moglie non sono mai serio, anche quando sono serio mi guarda e dice: ma sei serio, ma stai scherzando? È il motivo per cui non becco querele, capito? Perché uno mi sente e dice: ma poverino, cioè capisce anche che probabilmente ci sono problemi di altro tipo. Comunque, per fortuna ci sono buone notizie. Un nuovo pacchetto sicurezza è pronto a fare il suo ingresso in Consiglio dei Ministri. La Lega ne ha snocciolato ieri una dozzina abbondante di punti in conferenza stampa a Montecitorio, dove erano presenti i capigruppo di Camera e Senato Molinari e Romeo e i sottosegretari alla giustizia all'interno Stellari e Molteni. Un provvedimento bandiera per il Carroccio, caldeggiato da Salvini, che contiene un buon numero di norme condivise dagli alleati, soprattutto con qualche limatura tra Viminale e Palazzo Chigi. Tra le misure più attese e trasversali, un'accelerata agli sgomberi, una stretta contro le baby gang per evitare lo scudo penale di fatto per i minori che commettono reati seriali. Quindi, anche se sono piccolini i vostri figlioletti, attenzione a fargli permettere di fare cazzate. Una legittima difesa rafforzata per la polizia e forse anche per i civili. Ma c'è anche, come anticipato al giornale qualche giorno fa proprio da Ostellari, la reintroduzione della procedibilità d'ufficio per i furti aggravati, una misura che mira a contrastare il fenomeno dei borseggi. Ma c'è un paginone tutto da leggere, signori, oggi sul quotidiano Il Giornale, e dico la verità anche su gran parte degli altri giornali, su questa nuova proposta della legge della Lega, su questa legge sicurezza. Salvini preme su piano casa e riforma edilizia. Priorità nazionale, già disponibili 6,5 miliardi, emergenza abitativa e legge di bilancio. Nel prossimo Consiglio dei Ministri DDL delega in manovra un'ecotassa su Shein. In finanziaria restano da risolvere i nodi sulla rottamazione e sulla cedolare secca. Vola la spesa del super bonus, 128 miliardi. Sul groppone, aggiungo io. Siamo ancora sul quotidiano Il Giornale. La scuola, lo scontro sulle fake della sinistra, il PD che dice con la legge
addio lotta ai femminicidi, cioè perché chiediamo il consenso dei genitori per far venire il travone a scuola. Valditara, vergogna, caos in aula. Oggi alla Camera l'approvazione del provvedimento voluto dal Carroccio sull'educazione sessuale negli istituti. L'intervista a Rossano Sasso della Lega, basta con asterischi e ideologia gender. Torna il primato educativo della sinistra, scusa, della famiglia. Dicevo, se tutto di sinistra. Il relatore, Rossano Sasso, stop ai corsi all'insaputa dei genitori. Rossano Sasso, quali benefici concreti con questa legge? Si ristabilisce, grazie a questa proposta della Lega, il primato educativo della famiglia, come previsto dall'articolo 30 della Costituzione. Tuteliamo bambini e adolescenti, spesso vittima delle distorsioni ideologiche e progressiste che riescono a insinuarsi a scuola all'insaputa dei genitori. In che modo questa legge restituirà ai genitori un ruolo centrale nell'educazione dei figli? Con il consenso informato. Coinvolgeremo i genitori permettendo loro di conoscere preventivamente attività che riguardano sfere sensibili. Esempio, se la scuola invita un attivista politico a parlare di fluidità sessuale, io genitore ho la possibilità di saperlo almeno 7 giorni prima, conoscere il materiale didattico e le competenze dell'esperto che entrerà in classe. Così nel caso di scuole medie e superiori potrò decidere se far partecipare mio figlio oppure no. Per scuola dell'infanzia elementare abbiamo deciso invece di vietare ciò che esula dalle indicazioni nazionali. Come si garantirà che a scuola si parli di affettività e rispetto e non di gender? Nel DDL Lega si fa esplicito riferimento alle indicazioni nazionali che prevedono di educare alle differenze tra i sessi, alla conoscenza delle funzioni riproduttive e dello sviluppo puberale, ai rischi legati alle malattie sessualmente trasmissibili. Nei programmi scolastici inoltre per la prima volta ci sarà l'educazione all'empatia relazionale e affettiva e abbiamo anche inserito l'educazione al contrasto alla violenza di genere, con un controllo sulle associazioni esterne. Sì, dice Sasso, e aggiungo che questo dovrebbe accadere in ogni istituto, ma a maggior ragione se si intende affrontare determinate tematiche. Negli ultimi mesi abbiamo scoperto di tutto nelle nostre scuole: porno attori, drag queen, imbonitori da gay pride, collettivi transfemministi. Ora basta. Cosa rispondi a chi accusa il provvedimento di voler censurare l'educazione sessuale? Che è falso, dice Rossano Sasso, a meno che loro non intendano per educazione sessuale l'induzione alla confusione sessuali, i bagni gender free, le carriere alias anche quando nessuno le richiede, gli asterischi al posto delle desinenze, in sintesi l'ideologia gender, che lo ricordo è un'ideologia malata, il male assoluto che cancella l'umanità, poiché cancella le differenze tra uomo e donna, e le parole sono di Papa Francesco. Bella potente l'intervista quest'oggi a Rossano Sasso sul quotidiano Il Giornale, che sono qui a dire alzate il culo e andatelo a comprare. Fico inciampa ancora, l'ex BR come testimonial, Pasquale Aprea già carceriere di Ciro Grillo lancia l'appello per il candidato 5 Stelle in campagna, stendiamo un velo pietoso su Fico e c'è il grido di Francesca Verdini, linciata sui social, un orrore. Attenzione, è un grido molto umile, molto quasi si scusa di avere scritto questa cosa su Instagram, ma non riguarda solo lei, riguarda ognuno di noi e di voi, e chi ha ancora il coraggio di fare cose, di dire cose, di proporre qualcosa, di credere in qualcosa o in qualcuno. Il grido di Francesca Verdini, linciata sui social, un orrore. Si sfoga la compagna di Salvini, oggetto di insulti e sessismo per un post, allibita
dalla volgarità. Mi dicono sempre di ignorare, di non rispondere, davvero mi devo abituare? Ci sono persone che vivono di rancore e questo purtroppo è vero e si stanno incattivendo anche i nostri figli e bisogna trovare soluzioni, non soltanto leggi e punizioni, forse più presenza dei genitori, ma c'è quel muro che ormai c'è tra noi e i figli. È difficilissimo fare squadra, sembra di essere nel centrodestra, io non lo so. Il caos dei siti porno, signori, pagina 15. Il divieto ai minori era atteso ieri, ma gli accessi sono rimasti senza controlli. In Italia 6 mesi per mettersi in regola, dice l'Agcom, 3 per le piattaforme straniere, ok? Tanto lo so che non c'è nessuno che li utilizza tra voi ascoltatori. Sono su Repubblica. Epstein travolge Trump, il titolo principale, ma anche la tassa sui pacchi extra UE, un aiuto alla manovra. Per fortuna si parla anche di Ucraina su Repubblica. Via 2 ministri coinvolti negli scandali. L'Unione Europea dice dovete fare pulizia. Adesso che gli abbiamo dato tutti questi soldi, silurati responsabili di energia e giustizia vicinissimi al presidente Zelensky. Sischi in visita a Povros. Rubio, la Russia non vuole la pace. Fatto sta che si allarga macchia d'olio l'inchiesta sulla banda di corrotti che spolpava gli aiuti internazionali, anche i vostri. E intanto al fronte cresce la preoccupazione per i soldati intrappolati nelle sacche del Donbass. Così il paginone sul quotidiano Repubblica che si divide anche tra questa notizia. Zelensky non poteva non sapere, l'indagine stabilirà se è complice, parla un giornalista investigativo ucraino. E che lo scriva a Repubblica, ragazzi. Arrivano i dubbi, certo, continuano e proseguono i dubbi sulle armi USA a Kiev. Meloni frena sui 140 milioni, al G7 l'imbarazzo di Roma, sempre un retroscena quello di Tommaso Ciriaco e certamente si vocifera che ci sia anche qui un certo Matteo Salvini, una certa Lega, che sia l'unica che dice ma che stiamo qui ancora a comprare armi da dare all'Ucraina? Le compriamo chiaramente dall'America per tenercele buone. Forse è il caso di pensare un po' più a noi? Tranquilli, arriva la tassa sui pacchi cinesi. Tassa sui pacchi cinesi. Entra nella manovra la tassa sui pacchi cinesi, stallo per gli affitti brevi. Giorgetti a Bruxelles annuncia di voler anticipare al 2026 la stretta sull'e-commerce, tetto agli emendamenti dei ministeri. Le scatole cinesi entrano nella manovra. In cerca di coperture per le modifiche in Parlamento, la maggioranza pensa a una tassa di 2 euro, 2 euro, sui piccoli pacchi fino a 2 kg in arrivo dai paesi extra UE. E così il Dragoni potrebbe diventare un finanziatore della legge di bilancio, dato che l'imposizione colpirebbe soprattutto i colossi cinesi come Shein e Temu, che prosperano in Italia attraverso le loro piattaforme su cui vendono prodotti a prezzi stracciati. Basta che non ce le facciano pagare a noi. Ci fermiamo, c'è la pausa, ma state tranquilli, è una minaccia. Ci risentiamo tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Mi chiedo a quali concerti andrai. La parola che più di tutte pronuncerai. Se sarei testardo come me. E anche quando ti allontanerai, ti staccherai dal mio abbraccio per primo. Come un diario segreto ti aprirai e rimarrai qui vicino a portata di cuore. Piovere, ma portata di cuore. Ti riparerai se rincorrerai un amore complicato e ti accontenterai di un libro usato.
Se mi penserai quando dovrai calmarti, se saprò resistere ai tuoi occhi così grandi, se saprai ridere di te. E anche quando ti allontanerai, ti staccherai dal mio braccio per primo, come un diario segreto ti aprirai e rimarrai qui vicino, portata di cuore. Può piovere, piovere, ma portata di cuore. Se sempre farti strada in mezzo alle persone, saprai distinguere chi ha torto da chi ha ragione. Avrai una luce in te, non farla spegnere, fatti proteggere da me. Che dolce, la Carolina Bongiovanni. Ogni giovedì alle 9 del mattino Sammy Varino trasmette una canzone cattolica di Christian Music, musica cristiana. A portata di cuore, si chiama così la canzone di Carolina Bongiovanni, miglior nuova cantante ai Catholic Music Award in Vaticano. Fatti personali, esperienze di fede, ma questo brano lo ha scritto mentre sentiva la vita crescere dentro di lei, perché aspettava un bambino. Brava, e soprattutto cercate la Christian Music su YouTube. In questo caso basta scrivere Carolina Bongiovanni a portata di cuore. Il buongiorno rinnovato da Sammy Varin, grazie per essere con noi. Rassegna stampa, argomenti importanti sul tavolo. Non vi rompo le palline insistendo su questo o su quell'altro, io ve li metto sul tavolo, voi decidete quelli che vi interessano di più. Tra le segnalazioni di quelli che interessano di più abbiamo appena parlato di educazione gender a scuola, cosa sta cambiando, cosa cambia nonostante la sinistra che faccia un casino della miseria. Ci avete richiesto un Rossano Sasso che sentiremo sicuramente nel corso della giornata, perché il suo intervento in Parlamento è stato potentissimo. Ma non c'è soltanto questo, ragazzi, e si parla anche di voglia di aiutare questo paese, nonostante ci siano quotidiani, avete sentito in rassegna stampa, che dicono che sì, riparte l'autonomia e quindi vuol dire che il Sud ci perde. Per il Sud stiamo lavorando e come, e ne parliamo tra 3 secondi nel Qui Parlamento. Qui Parlamento. Grazie per essere con noi al deputato della Lega Nicola Ottaviani, buongiorno. Buongiorno a voi tutti e come al solito buongiorno anche e soprattutto a chi lavora e quindi ai nostri radioascoltatori. È vero, mentre lavorano qualcuno con la cuffietta se lo può permettere. Intanto ricordiamo che Nicola Ottaviani da qualche settimana è anche uno speaker di Radio Libertà, perché ti sentiamo ogni lunedì alle ore 12 con una veloce rubrichetta che però sta lasciando il segno, che si chiama La Belva Civile. È vero, Nicola? Eh sì, caro Sam, in realtà questa rubrica è interessante perché interpreta quello che è il sentiment comune di tanti civici, quindi non soltanto politici, ma quelli che rappresentano la società civile. In effetti discutiamo di argomenti che danno spesso imbarazzo e che fanno sentire spesso il civis, quindi il cittadino, una vera e propria belva. E il problema però qual è? Come si reagisce rispetto alle ingiustizie? E allora si può reagire in due modi. Si può reagire eventualmente facendo quello che spesso fanno alcuni sinistrati, ossia incendiare le auto, prendersela addirittura con i poliziotti e con le forze dell'ordine, occupare le autostrade, le strade, le piazze, eccetera, oppure si può reagire gestendo quella rabbia civile in modo assolutamente legale. Come? Ecco, impegnandosi nelle istituzioni
nei contesti amministrativi, sia quelli locali, sia quelli regionali, o nei contesti politici di carattere parlamentare o costituzionale. Cioè, se ognuno di noi svolge il proprio ruolo, da chi fa il volontariato, a chi fa politica, a chi lavora all'interno delle radio, e lo svolge con forza, lo svolge con decisione, avendo un obiettivo che è quello di riformare le cose, di riformare il paese, noi possiamo dire che l'unione fa la forza, ma la forza buona, la forza positiva. Capito? Ed è proprio quello che facciamo in questo appuntamento ogni lunedì alle ore 12 con l'onorevole Nicola Ottaviani, e la belva civile sicuramente vi farà discutere. A proposito, Nicola, di cose che si fanno, ieri la Commissione Bilancio della Camera ha approvato il DDL per l'ingresso anche della Regione Marche e dell'Umbria nella zona economica speciale, la ZES, che serve per attrarre capitali, stimolare la crescita economica, creare nuova occupazione. Quindi lo vogliamo dire anche agli amici signori del Mattino di Napoli, e oggi il Mattino titola "Autonomia, Fico e il PD all'attacco, Calderoli accelera per danneggiare il Sud". Lo sapete, signori, siamo qui ancora che aspettiamo questa autonomia, e parallelamente si fanno tante cose, compreso la battaglia della Lega di Matteo Salvini per il ponte sullo Stretto, per le regioni del centro e del sud, ma queste cose, secondo alcuni quotidiani come il Mattino, servono solo per danneggiare il Sud. Ottaviani, vogliamo ricordare che cos'è questo ZES, che cosa si sta muovendo su questo fronte proprio per aiutare zone svantaggiate del nostro paese? Nicola. Ma innanzitutto permettetemi una brevissima parentesi. Il Mattino o altri che scrivono di queste cose affermando che la Lega, Matteo Salvini, il centrodestra stiano cercando di penalizzare il Sud, allora possiamo parlare di idiozia allo stato brado. Ecco, allora in questo modo viene fuori la belva civile che è in ognuno di noi. E sì, perché insomma si mettano d'accordo i detrattori, utilizzino degli argomenti più credibili, però se sono gli stessi detrattori che ci dicono no, ma perché Matteo Salvini, la Lega, il governo stanno investendo 13 miliardi di euro per collegare la Sicilia, non alla Calabria, ma per collegare la Sicilia a quello che veniva definito una volta il continente, e quindi significa per utilizzare le opportunità del traffico merci, anche non soltanto passeggeri, e quindi per inserirsi all'interno del corridoio europeo dei grandi scambi, insomma si decidano, perché allora a quel punto non sanno non soltanto quello che dicono, ma non sanno quello che vogliono, che è la cosa più seria. Cioè, qual è il progetto dei detrattori che continuano a parlare di Lega da una parte come Lega che investe troppi soldi al Sud, e dall'altra che invece assume un carattere eccessivamente autonomistico? Sia ben chiaro, e lo ribadiamo prima di passare alla ZES, il nostro concetto della Lega non è l'autonomia come secessione. Lasciamo perdere questo tipo di riferimenti, perché non hanno senso, soprattutto allo stato dell'arte e allo stato della storia. Attualmente, e soprattutto per i prossimi anni, il nostro concetto di autonomia è quello del federalismo. Federalismo significa utilizzare le risorse dei territori, mettendo a disposizione anche qualche cosa in più che i territori possono dare rispetto a quello che è il concetto di coesione sociale. Ma chi si alza la mattina alle 6 per lavorare non può essere uguale a chi passa tutto il giorno in panciolle davanti al televisore, alzandosi a mezzogiorno l'una perché magari è più fortunato e crede che lo stato sociale si possa sostituire al merito e al sacrificio. Insomma, di questo stiamo parlando e nulla di più. Del resto, la valorizzazione delle singole autonomie sotto il punto di vista locale e federale significa esaltare quello che le singole regioni possono produrre, possono concertare, ed esaltare quelle che sono le potenzialità rispetto anche all'Europa. Ecco, in questo contesto si inserisce la ZES, Zona Economica Speciale del Mezzogiorno, viene istituita nel 2023 mettendo insieme le vecchie zone economiche speciali che vi erano nel Mezzogiorno,
lo dico subito, è rimasta aperta una questione molto molto delicata che noi come gruppo Lega stiamo cercando di portare avanti e che riguarda anche le province del Lazio, perché da questa nuova perimetrazione rimangono escluse alcune province del Lazio che obiettivamente hanno contribuito a sbloccare dagli anni 60-70 in poi fino alle porte degli anni 2010-2015 i fondi comunitari e li hanno anche ben utilizzati. Pensiamo soltanto alla localizzazione della Fiat in quel di Cassino, tutto il polo farmaceutico che investe le zone che vanno dall'Agropontino fino ad Anagni, o il comparto anche industriale di Rieti. Ecco, noi diciamo come Lega, non soltanto perché sono presenti tanti nostri elettori simpatizzanti, ma sono presenti tante imprese che possono anche avere la tessera del PD, a noi interessa poco, sono imprese che sul territorio producono lavoro, ebbene è giusto che anche quei territori in futuro, da qui a breve, rientrino all'interno della ZES. Lo stato dell'arte però che cosa ci dice? Che ieri abbiamo fatto fare ingresso, quindi abbiamo dato la possibilità di poter beneficiare delle opportunità e delle potenzialità della ZES a due grandi regioni, ossia alle Marche e all'Umbria. Questo perché? Perché ci si è resi conto del fatto che essere contigui ad altre regioni, come ad esempio l'Abruzzo, che beneficiavano già dell'inserimento all'interno della ZES, potesse creare delle diseconomie sotto il punto di vista di chi ha bisogno e soprattutto di chi percepisce aiuti di Stato o meno. Questa vicenda si inserisce all'interno di una considerazione più ampia, perché è giusto che anche i nostri ascoltatori sappiano che cosa molto agli aiuti di Stato. Il governo può alzarsi e dice io voglio localizzare gli aiuti di Stato in una zona anziché un'altra, anzi è bene che si sappia che ci sono vaste zone del centro-nord che in questo momento rientrano all'interno della Carta Europea degli aiuti di Stato con percentuali diverse rispetto alle regioni del centro-sud. Ecco, anche in questo caso il legislatore ha cercato di riequilibrare sud e nord, ma non ha potuto saltare a pie pari delle considerazioni che sono state fatte davanti alla Commissione europea, davanti a tutto il comparto europeo che si occupa di economia, perché ci sono delle zone anche del centro-nord e anche del nord del nostro paese che hanno bisogno di una iniezione, non di medicinali, ma di iniezioni di carattere economico-finanziario per sostenere l'ammodernamento, la riqualificazione, per sostenere la fase, la potremmo definire 3.0, ormai 4.0, delle nostre imprese. Se si va a leggere con interesse, ma soprattutto con analiticità, quella che è la previsione della Carta Europea degli aiuti di Stato con finalità regionale, approvata nel 2021 con le modifiche del 2022 e 2023, ci si accorge che il nostro governo ha cercato di valorizzare anche le altre zone del paese in cui oggi non vi è la ZES, ma hanno diritto ad una contribuzione di Stato per riequilibrare quelle che sono le condizioni di mercato, quelli che, tanto per essere chiari, sono i costi fissi che le aziende devono sostenere all'interno dei vari bilanci di esercizio, Chiaro. sostanzialmente per essere al pari delle altre aziende che in Europa hanno avuto contributi di Stato. E chiudo, la Germania ha utilizzato in modo pessimo, purtroppo, questi aiuti di Stato, come anche la Francia, tant'è che non hanno rinnovato il loro sistema industriale, e se oggi quelle economie addirittura hanno il segno meno per quanto riguarda il prodotto interno lordo, ecco, questo significa che noi abbiamo tirato un po' la cinghia per qualche anno, ma quegli effetti positivi adesso verranno scontati, verranno utilizzati da qui ai prossimi 10 e 20 anni da tutti i cittadini del nostro paese. E noi torneremo sicuramente su questo interessante argomento, e perché no, se volete approfondire, se vi sentite anche voi un po' delle belve civili, ascoltate ogni lunedì a mezzogiorno l'onorevole Nicola Ottaviani con questa sua parentesi molto esplicativa, molto da belva, ma anche molto civile. Grazie onorevole Ottaviani, buon lavoro! Buon ruggito a tutti, buon ruggito civile.
A presto. Qui Parlamento. E qui la voce di Sammy Varin che torna in rassegna stampa, ragazzi. Corro, ma d'altronde ci sono argomenti che non posso far finta di nulla. Su Repubblica, signori, a pagina 13, più sicurezza nelle città. Avete capito bene? È la Schlein che riunisce 1000 amministratori in un incontro a Bologna dopo l'assemblea dell'ANCI. Il governo deve garantire ai cittadini, usano slogan di paura come arma elettorale, ragazzi miei, cioè se ne sono accorti anche a sinistra che adesso la paura è vera e non è soltanto percepita. E chiaramente girano la frittata dicendo ecco il governo non sta facendo niente. Sicuramente voteranno il decreto sicurezza, quello nuovo della Lega. L'intervista di Ernesto Ferrara oggi su Repubblica. Ragazzi, vi faccio indovinare chi intervista oggi Repubblica? Intervista la nuova vicepresidente della Toscana con delega a pace e legalità. Pace e legalità, lo dirà anche il Papa, ed è anche cittadina senegalese. Come si fa ad aver paura di me? Chi ha paura della Diop? Chi ha paura? In giunta a 23 anni per i giovani, la Premier alzi il volume, c'è un'altra Italia. Ragazzi, è tutta vostra oggi. L'intervista a è lei, Mia Diop, 23 anni, l'assessore più giovane nella storia della regione, vicepresidente della Toscana. Tutto vero? A quanto pare. Siamo ancora su Repubblica. La terribile notizia: muore all'asilo nido a 2 anni soffocato dalla felpa mentre gioca. E ancora, anche qui, una via per Lucio, la strada che divide il paese di Battisti. Siamo a Molteno, dove visse il cantautore. Dubbi sull'iniziativa, ma chi lo ha conosciuto insiste, per lui questo ed altro. Tutta colpa, ma bonariamente, della moglie, che diciamo che è una tipettina particolare, si può dire. L'intervista a Mogol, bella idea, pure i giovanissimi lo cantano ancora. Una via Lucio Battisti, che ne dite? Pagina 35 di Repubblica, c'è un paginone su Salvini che lavora. Salvini all'attacco di Aspi. Rivedo la concessione. Il ministro irritato per i cantieri che non partono e le code perenni. Autostrade chiede un affidamento più lungo, il nodo della Gronda. Aldo Fontanarossa in un paginone che racconta come l'esecutivo vuole garanzie su 13 opere strategiche, la società pedaggi più sostanziosi, l'intesa è lontana. È chiaro che se ci fanno pagare a noi nuovamente, questo non va bene. Salvini sta addirittura pensando di rivedere le concessioni. A pagina 44 di Repubblica, signori, Lucio Corsi, anche qui ragazzi non posso non dirvelo, io cantautore sogno musica elettrica, in tour dormo sul bus. Se vi piace questo interessantissimo personaggio, l'intervista di Gino Castaldi al cantautore Lucio Corsi, nato 32 anni fa a Grosseto, e al grandissimo successo che sta facendo quasi sottovoce. Ma c'è pure Lucio Carboni e la primavera ritrovata, Iova e Cremonini, la mia forza. Sulla Stampa, sfruttate i femminicidi, bufera su Valditara, rissa tra Valditara e l'opposizione, paginone, proprio a pagina 2 del quotidiano La Stampa. E poi prosegue: a scuola si insegna il rispetto, la politica non abbia paura, si può parlare di sesso, emozioni e stereotipi senza bandiere ideologiche? Sì, dipende che ci fai venire in aula, naturalmente. E poi ancora, migranti, lo schiaffo all'Italia. Chi l'avrebbe dato questo schiaffo? Ma dai, Orban. Braccio di ferro in Europa sul piano di redistribuzione della Commissione. Orban e i sovranisti si sfilano, non accoglieremo profughi né daremo soldi. Chiaramente la nostra è tutta invidia. Sto correndo perché ci sono tantissimi argomenti
su cui bisogna soffermarsi, ma io ve li metto sul tavolo. A pagina 10, sempre del pericolosissimo quotidiano La Stampa, c'è l'intervista con Andrea Ostellari proprio sul nuovo decreto sicurezza che la Lega vorrebbe portare avanti. A casa i migranti che delinquono, stretta sui permessi di soggiorno. Il sottosegretario della Lega: basta poliziotti indagati in automatico. Paginone a pagina 10 della Stampa con Federico Capurso. Vogliamo rendere le nostre città più sicure e per farlo va garantito il rispetto delle regole. Il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari della Lega è stato uno dei principali estensori del pacchetto di misure su sicurezza e immigrazione presentato ieri alla Camera dal Carroccio. Ci sono nuovi reati come quello per chi non si ferma ai posti di blocco della polizia e vari inasprimenti di pena, ma anche paletti più rigidi come quelli per gli organizzatori delle manifestazioni che dovranno offrire una garanzia economica in caso di danni e divieti più stringenti come quello che ricadrà sui burqa. Sono proposte che mettiamo a disposizione degli alleati e siamo aperti ad accogliere le loro. Non sarà un decreto, di sicuro sarà un provvedimento di carattere governativo, non parlamentare. Vediamo naturalmente come verrà accolto prima dal centrodestra e dagli alleati e perché no anche dall'opposizione, visto che adesso hanno cominciato tanto a strillare che il governo non fa nulla. Siti porno anche sulla Stampa, ragazzi, che pubblicità per Pornhub e simili. I siti porno ignorano il divieto per i minori, il debutto delle nuove barriere è un flop, ma anche carinissima la pagina numero 24, una volpe per amica. E la foto della piccola volpe che frequenta Bosia. Siamo in provincia di Cuneo da 3 mesi, ma nessuno sa dove abbia la tana. Non ha timore degli esseri umani dai quali riceve cibo e affetto. Viaggio a Bosia, il paese nelle Langhe che ha adottato Caterina. Aspetta lo scuolabus, segue i lavori, chiede il cibo, ormai è una di noi. Il nome provvisorio sarà deciso da un concorso tra tutti gli studenti. Ama il cibo di gatti e cani, al pelo lucido, è un animale allegro qui di casa da 3 mesi. Chiaramente la domandona è giusto addomesticare animali che non devono essere domestici? Punto di domanda. È chiaro che la voglia è di averli vicino, di addomesticarli, ma di rispettare la loro selvaticità. Si può fare questa cosa. Io ad esempio ogni sera scopro che c'è il mio amico Riccetto che viene a mangiare il cibo per i gatti, un Riccetto piccolino piccolino. Ne abbiamo parlato proprio l'altro giorno con il caldo che c'è stato fino all'ultimo, le covate sono arrivate in ritardo e adesso questi Riccetti sono in giro e rischiano veramente la morte anche di fame e di freddo. Che fare? Dargli da mangiare? Aiutarli? Punto di domanda. Sono domande veramente che la coscienza ci fa. Il quotidiano La Verità: vi spiego perché la riforma non è contro i magistrati. Parla il presidente della prima sezione penale della Cassazione. Ma poi ancora a Napoli, nella telenovela della barca di Fico, spuntano anche le motovedette di scorta. Sul quotidiano La Verità si parla anche di Ilva, che è stata massacrata dalle inchieste flop. Il green è la mazzata finale. E ancora Crosetto che toglie i soldati dalle strade. La cosa non ci piace, ma il ministro annuncia la sostituzione dei militari coinvolti nell'operazione con forze di polizia e carabinieri. E Giorgetti conferma l'aumento delle spese per la difesa. Viola Marino oggi sul quotidiano La Verità. Divertente questa? No, per niente, ci fa arrabbiare. A pagina 13, Rossi di vergogna. Inventò il raid fascista, va ai servizi sociali. Fabiano Mura, astro nascente della CGIL, aveva denunciato un'aggressione con tanto di saluti romani e skinhead rasati. In piazza per lui scesero la Salis e Orlando, pure Landini lo difese. Non era vero niente e per evitare il processo ha accettato la messa in prova. Fabio Amendolara, solo sul quotidiano La Verità.
preziosissimo, anche per sapere, ma forse lo sapete già, che i partigiani tifano ancora invasione e dicono: abbiamo bisogno degli immigrati, abbiamo bisogno degli immigrati. Lampi sulla remigrazione dice: c'è un clima d'odio, si sfrutta la paura del diverso. Matteo Carnielletto oggi solo e soltanto sul quotidiano La Verità, che naturalmente si ricorda anche di Fico, che navigava sereno nel Golfo, a proteggerlo c'era la sua scorta. Ha il gozzo ormeggiato alla banchina gestita dall'aeronautica e in mare è seguito da vistose imbarcazioni delle forze dell'ordine. Fico, lo ricordiamo, ex presidente della Camera, è candidato dal Campo Largo in Campania e scommetto che non vede l'ora che arrivino le elezioni. Sì, ce ne andiamo, però 3 minuti li abbiamo. Cosa facciamo? Apriamo le linee per 3 minuti. Dai, il più veloce entra in onda. 0292947222. Vediamo se c'è qualcuno che c'ha il ditino sul telefono. 0292947222. Di corsissima, lo so, è colpa mia, ma abbiamo tanti argomenti di cui parlare e dobbiamo farlo. Sammy, scusa, la prima violenza sugli animali sono gli allevamenti intensivi, l'aver scambiato le mucche, animali da monumento, per distributori di latte usa e getta. Bravo Mario, basta bere latte. Caro Sammy, ti è rimasto altro che fare lo spiritoso. Diciamo che 40 anni di Lega non sono serviti nemmeno per difendere la dignità di chi ha lavorato una vita. Mi riferisco alla cancellazione della Fornero, senza poi contare alle tante altre promesse. In proporzione hanno tenuto più i parassiti dei 5 Stelle. I miei complimenti da ex elettore. Caro Ferdinando, e c'hai ragione anche tu, ma la battaglia si vince soltanto se non si molla. Se lo spadone lo butti a terra, il PD è contentissimo. 0292947222. Pronto? Ciao Sammy, sono Marco da Mantova. Buongiorno. Allora, il messaggio di oggi è rivolto ai grillini o ai contagiati dal grillismo. Provate a pensare quanto ci ha messo il sistema dominante per distruggere la figura del politico. È vero che i politici in passato ci hanno messo del loro per farsi detestare, e gli esempi è inutile che li faccio. Però adesso si fa di tutto un erba un fascio, giustamente, come hai detto tu anche stamattina o alle altre mattine. Il progetto è quello di far apparire che tutta la politica sia un magna magna. In realtà la difficoltà per chi fa veramente politica e chi veramente si impegna per farla è di non farsi sputtanare. E invece giornali, televisioni, politica, molti conduttori televisivi, molti mezzi televisivi, molti sociologi, filosofi fanno di tutto per il proprio tornaconto personale o di bottega per far vedere che tutta la politica è sputtanata. Il problema è che i primi ad essere stati rovinati da se stessi sono proprio i grillini, che volevano aprire il Parlamento con una scatola di tonno e alla fine non sono riusciti nemmeno loro a fare niente. Provate a pensare ai banchi a rotelle e il 110% sulle ristrutturazioni. Grazie carissimo, ti taglio perché stiamo per chiudere. L'ultimissima telefonata, pronto? Ciao Sammy, buongiorno. Prego. Mi collego a quello che ha detto Marco, giustamente, per quello che voglio dire io. I grillini è stato un progetto messo lì proprio per far sì che le persone perdessero ancora totalmente la fiducia nella politica. E infatti tantissimi ci hanno creduto, io no, però tantissimi ci hanno creduto e alla fine si sono ritrovati con un pugno di mosche. Io sono una di quelle che critica la Lega, non la vota più da tanto perché non si riconosce più in quello che fa nella politica estera, in tantissime cose. Però oggi, appunto, ricollegandomi a quello che diceva Marco, voglio ringraziare Sasso, voglio ringraziare la Lega
per aver fermato questa legge che la sinistra sul gender, sull'educazione sessuale nelle scuole, perché quando la sinistra si arrabbia così, quando questi mondialisti, satanisti si arrabbiano così, è perché sotto sotto c'è qualcosa che loro chiaramente non dichiarano, perché loro le cose te le portano sempre sul bene, le loro idee che vogliono inculcare, il loro indottrinamento, le loro leggi, i loro divieti li portano sempre per il bene. Grazie cara, taglio anche te perché me ne devo davvero andare. Grazie a chi ringrazia la Lega ma non la vota, andate avanti così che fate bene. Signori, è una minaccia, ci ritroviamo alle 11.